Il patriarca Francesco lo aveva anticipato tra lo stupore generale nell'omelia durante la messa pontificale del Redentore. 3 detenuti che stanno scontando la loro pena nel carcere veneziano di Santa Maria Maggiore hanno potuto usufruire di un permesso speciale per partecipare a un piccolo ma intenso pellegrinaggio a Roma in questo anno santo del Giubileo. Guidati così dal cappellano del carcere, Don Massimo Cadamuro, hanno percorso a piedi un ultimo tratto di strada, per la precisione da Terni fino a Roma, fino ad attraversare la Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano, un cammino non solo fisico per la strada percorsa, ma anche spirituale e rieducativo per chi vi ha partecipato. Poi il grande cuore e la sensibilità del patriarca Francesco, che è riuscito a fare loro un dono e una sorpresa davvero speciali, l'incontro con Papa Leone XIV. Nella saga del Concistoro, nel Palazzo Apostolico, l'incontro con il Santo Padre e un gruppo di pellegrini veneziani, tra i quali i 3 detenuti, Don Massimo, come vediamo nelle immagini, foto e video del settimanale diocesano Gente Veneta del Patriarcato di Venezia. Santo Padre, innanzitutto grazie, è un gruppo di pellegrini speciali perché abitano la casa circondariale di Venezia, sono persone ristrette che stanno facendo un cammino di redenzione, e un cammino di redenzione sociale, ma anche un cammino di redenzione spirituale. I detenuti hanno donato a Papa Leone il diario del loro cammino, un calice e una patena in vetro di Murano, una riproduzione dell'immagine della Madonna di Copeia, tanto cara ai veneziani, e custodita nella Basilica Cattedrale di San Marco, e chissà che questo non possa essere anche l'auspicio di una futura visita del Santo Padre in Laguna,